Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dopo il ripescaggio in Serie C, il Rende adesso pensa al futuro. Oggi la conferenza stampa della dirigenza, dello staff tecnico dell'amministrazione comunale. La squadra è pronta per il match d'esordio in casa contro la Regina. Una vittoria per tutta la città dopo la decisione del CONI che ha accolto il ricorso del Rende riammettendo la società biancorossa nel prossimo campionato di Serie C. Nella città del Campagnano è festa, un'attesa durata oltre 30 anni. Questa mattina la dirigenza, lo staff tecnico e il sindaco hanno incontrato i giornalisti per sottolineare lo storico traguardo raggiunto. Siamo riusciti a vincere questa battaglia che, ripeto, doveva vederci impegnati in un'opera di comportamento cristallino e di moralità che è sempre stato il nostro baluardo, e quindi era importante far capire questo battendo i pugni, perché il Rende Calcio andava salvaguardato e lo abbiamo fatto col massimo del nostro impegno, ma soprattutto con l'organo massimo dal punto di vista sportivo che è il collegio del CONI. C'è stata una sinergia importante tra tanti attori che si sono davvero impegnati in questa bella avventura. Complimenti alla dirigenza del Rende Calcio, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato a questo grosso evento. Da oggi, io devo dire, si parte. Non è un punto di arrivo questo, ma è un punto di partenza, e speriamo di riuscire anche a breve a cominciare a pensare anche a una città che deve dotarsi di strutture sportive adeguate. È evidente che il nostro intendimento, quello dell'amministrazione comunale, è quella di cominciare a progettare quello che è il nuovo stadio della città di Rende, adeguato ad un campionato importante, e speriamo che non è che ci dobbiamo fermare solo a questa categoria, noi pensiamo di andare anche avanti. Adesso si pensa ai prossimi impegni. Rese note infatti le prime 3 giornate del campionato di Serie C. Con il Rende si torna a 57 squadre. Primo match impegnativo in casa per i biancorossi. Il 26 agosto arriverà la Regina. È una squadra di grande blasone che sicuramente proverà a fare ancora meglio dell'anno scorso, e niente, siamo curiosi e vogliosi di cominciare e di misurarci con questa nuova realtà. Nella seconda giornata, il 2 settembre, il Rende sfiderà in trasferta l'H-Gras nella terza, il 9 invece arriverà a Lorenzo nel Siracusa. C'è attesa adesso per conoscere la data del derby contro il Cosenza. Enorme rispetto per il Cosenza, chiaramente sono due squadre, due società da storia diversa, entrambe importanti, ma assolutamente non paragonabili. Siamo fieri e onorati di poter giocare contro il Cosenza. Il derby col Cosenza sarà una grande festa, perché noi dobbiamo ragionare come un'unica area urbana, dobbiamo ragionare che tutti insieme, come è stato questo caso nostro, che tutti insieme abbiamo fatto la nostra parte, il sindaco, le istituzioni tutte, noi come società abbiamo dato il massimo, e quando si lavora insieme si ottengono questi risultati che sono risultati straordinari. Il derby sarà un momento di grande gioia per l'intera città, perché non c'è più la rivalità che poteva esserci negli anni '80, ma c'era la serenità di voler fare un percorso di amicizia, di fratellanza e lavorare tutti insieme.